Parte una nuova avventura, il FAI, con un nuovo presidente, quali sono gli obiettivi? Allora, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il vecchio capodelegazione, da noi non si chiama presidente ma capodelegazione, anche se la funzione poi in pratica è la stessa, l'avvocato Giuseppe Raib per tutto quello che ha fatto in questi anni. Diciamo che stranamente, o meglio non usualmente, nel FAI, che è una struttura verticistica, c'è una continuità di passaggio, in quanto io ho ricoperto il ruolo di segretario della delegazione per quasi 10 anni, 8 anni, adesso non ricordo di preciso, per cui è stata una scelta voluta dal FAI nazionale di avere una continuità. Evidentemente hanno riconosciuto che il lavoro fatto fin qui dalla delegazione è stato un ottimo lavoro, e in effetti è stato un ottimo lavoro, non per volersi autovantare, ma è così, per cui continuiamo con questa bellissima avventura. La delegazione è un po' cambiata, nel senso che ha persone che già erano in delegazione e hanno deciso di continuare il loro impegno, abbiamo aggiunto delle new entry molto importanti che presenteremo per allargare e soprattutto ritrovare un entusiasmo che nell'ultimo periodo, un po' anche per stanchezza, si era un pochettino perso, quindi speriamo di far bene.